Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi ho il piacere di introdurvi la dispensa che si intitola 10 quadranti radiestesici Pinguino Picchi e Zampa, volume primo, che trovate gratuitamente nel sito www.ilcapitano.altervista.org. Vi metto comunque in descrizione del video il link e il nome della dispensa, così che possiate scaricarvela gratuitamente. È molto importante questa dispensa perché raccoglie 10 quadranti che sono diciamo utili per le indagini radiestesiche del quotidiano. Ho stampato qui una copia rimuovendo le prime pagine che comunque sono esplicative ma in questo video non ci servivano. E il primo quadrante che troviamo è questo per la valutazione del sì e del no, e nel caso in cui non fosse possibile ottenere una risposta perché non è il momento opportuno di porla, non ci sono le condizioni giuste e tutto, ecco che c'è anche il non è il momento. Questo diciamo che per le domande che prevedano una risposta sì-no è eccezionale, è utile, dunque è qui che trovate, in questa dispensa è qui che trovate questo quadrante. Andiamo avanti, sappiate che dopo ogni quadrante trovate le sue spiegazioni. Un'altra cosa che vale la pena dire è che per esempio è possibile posizionare un piccolo testimone all'interno di questo cerchio e il pendolino al di sopra si caricherà delle vibrazioni del testimone e sarà in grado di darci una risposta più attendibile. Eventualmente si può scrivere su un foglietto di carta appoggiandolo qua il nome di una persona o un qualcosa legato comunque alla domanda che andiamo a porre. Veniamo al circuito successivo, scusate, al quadrante successivo, saranno quasi tutti quadranti in questa dispensa. Allora, questo è interessante per trovare le origini dei disturbi, diciamo così, energetici, degli squilibri, cioè se una persona ha addosso magari delle problematiche o è sottotono e vuole capire da cosa derivano queste percezioni, questi sintomi, può appunto usare questo quadrante. Anche qui c'è scritto proprio chiaro testimone, si potrà mettere la foto della persona oppure sempre un foglietto con su scritto nome, cognome e data di nascita. È sempre bene essere più particolareggiati possibile, sebbene una persona che noi conosciamo sia già nel nostro subconscio, cioè noi possiamo attingere alla memoria legata a questa persona, ma è comunque una cosa in più che ci aiuta. Anche lì posizioneremo il nostro pendolino poi in corrispondenza del testimone nel centro del quadrante, chiederemo in modo chiaro da cosa hanno origine, quale settore ha origine lo squilibrio energetico di nome e cognome e attenderemo l'oscillazione del pendolino che ci chiarirà se si tratta della sfera affettiva, dei colleghi di lavoro, del tempo libero, degli amici stretti e quant'altro, cioè ci aiuterà a identificare quantomeno il settore di appartenenza della problematica. Proseguiamo con questa carrellata. Questo è interessante per la valutazione di una cura. È chiaro che è sempre opportuno fidarsi del nostro medico curante, non mettiamo assolutamente in discussione le prescrizioni mediche, anzi, qualsiasi problema doveste avere, rivolgetevi assolutamente a una persona valida, di fiducia, che sia un medico. Però è anche giusto perché il medico magari non che non sappia, ma se non vi ha mai prescritto quel farmaco prima, è possibile che non possa prevedere eventuali benefici che questo possa avere su di noi. Dunque è giusto e opportuno, comunque dal momento che non è prevedibile, soprattutto se è un farmaco nuovo, sapere insomma
senza una verifica se quel farmaco sarà effettivamente efficace oppure se magari potrà dare delle controindicazioni. Potremmo molto semplicemente scrivere il nome del farmaco qui, oppure se lo abbiamo mettere, non so, una pastiglia o se uno sciroppo, mettere qualche goccina in un cotone, in un po' di ovatta. Insomma, potremmo posizionare un testimone, ma basterà anche solo un biglietto col nome del principio attivo o comunque del nome del farmaco in sé. A quel punto posizioneremo il nostro pendolino in corrispondenza sempre del cerchietto e vedremo a domanda dove andrà. Cioè, ovviamente chiederemo: questa cura con questo farmaco è valida per noi? E andremo a vedere, qua ci risponderà dal molto favorevole, passando in modo descendente fino all'attendere, cioè probabilmente potrebbe non essere una cosa adatta per noi o cose del genere. Comunque capiremo noi cosa ci vorrà dire questo quadrante. C'è anche questo che conosciamo già molto bene, che è la valutazione dei Bovis, dunque non mi dilungo ulteriormente perché ci ho fatto un video sopra e vi rimando appunto al video in oggetto. In quest'altro qui è un altro quadrante molto importante che è utile insomma per indagare nei rapporti affettivi. Infatti è la valutazione, il quadrante radiestesico per la valutazione di un rapporto di coppia. A questo punto potremmo mettere un nome con, cioè un foglietto, scusate, un foglietto con i nomi della coppia e vedere appunto il tipo di compatibilità, se comunque la coppia è favorevole oppure no, va dal decisamente negativo all'ottimo, con tutte le sfumature intermedie. Bene, proseguiamo. Dal momento che, scusate, vi faccio notare che ci sono alcune simbologie nel quadrante, per esempio questo, e dunque lo aiuta a canalizzare al meglio l'intento. È chiaro che volendo si può usare una cosa del genere per tutto, no? Però dal momento che è racchiuso in questa cornice che rafforza i significati, perché è come se fosse un valorizzatore, rafforza i significati del quadrante interno e che apporta poi due simboli importanti come questo, che rappresentano un'unione tra maschile e femminile, e la bilancia, che tra l'altro anche dal punto di vista zodiacale è il segno delle relazioni di coppia e la casa del matrimonio, perciò è chiaro che sebbene possa in casi estremi essere utilizzato anche per valutare qualsiasi altra cosa, è bene ricordare che la presenza di questi simboli serve proprio per canalizzare al meglio non solo la focalizzazione del radiestesista che va ad indagare, ma anche proprio le energie in gioco. Questo, come vedete, è uno smagnetizzatore e questo permette al circuito di restare sempre come nuovo, non si impregna perché eventualmente viene scaricato sempre. Passiamo a quello successivo. Ecco, questo per esempio ripete il concetto di prima, cioè la valutazione, ma è generalizzato, perciò può essere utilizzato assolutamente per qualsiasi domanda o valutazione, non solo dell'aspetto affettivo, ma a 360 gradi. Anche qui il disimpregnatore lo rende sempre efficiente. Ed è sempre parte di quella dispensa. Subito dopo troviamo questo, il quadrante delle ore. Questo qui, con l'armonizzatore e il simbolo di Giove, ci permette appunto di chiedere in quante ore otterremo un determinato esito, oppure tra quante ore riceveremo una chiamata, oppure è vero che c'è scritto ore, ma possiamo anche chiedere in quanti giorni, oppure a che ora è meglio fare una determinata cosa, o ancora quante ore deve stare il testimone all'interno di questo circuito. Questi sono solo alcuni esempi.
comunque tutto quello che è legato al tempo o ai minuti o quello che è può essere interrogato qui. Procediamo con il successivo quadrante. Anche questo è molto interessante ed è sempre parte di questa dispensa. Qui abbiamo la valutazione dei chakra. Allora, come si usa? Ci sono diversi metodi. Se per esempio stiamo valutando i nostri chakra, non sarà necessario mettere il nostro nome e cognome qui, semplicemente potremo sospendere il pendolino in corrispondenza del cerchietto bianco e con la mano libera toccare il chakra, il punto di riferimento, cioè collegato al chakra che stiamo andando a valutare. Allora, qual è la situazione di questo chakra? Qual è la situazione di questo chakra? Qual è la situazione di questo? Oppure, se vogliamo essere più espliciti, il settimo chakra, il sesto, il quinto e così via. Facendolo su un'altra persona, metteremo il nome e cognome della persona qui, se abbiamo una sua foto va bene metterla qui, e poi toccheremo qua nel disegno con l'altra mano, quella che non usa il pendolino, cioè col pendolino faremo l'indagine e poi toccheremo lì e diremo allora com'è la situazione del settimo chakra di XY e andremo a vedere, poi segniamo l'esito, così da vedere un pochino qual è la situazione dei canali energetici, cioè dei chakra del nostro corpo o del corpo di altre persone, a che punto è la loro funzionalità e così via. Chiaro che se poi troveremo una disarmonia provvederemo con il circuito apposito per riequilibrare i chakra. Questo invece è un altro quadrante molto importante che serve a vitalizzare e caricare un testimone. Generalmente si usa un bicchiere d'acqua, una bottiglietta d'acqua. Questo formato consente un bicchiere, qualcosa di piccolo, non tanto grande. Ricordiamoci che possono essere stampati anche in formati più grandi, tipo un formato A3, e dunque avremo uno spazio maggiore per poter operare. O comunque possiamo impregnare anche, è sempre meglio i liquidi, che sono programmabili in modo più efficiente rispetto ad altre cose, però anche degli alimenti, però, ripeto, meglio l'acqua è ricettiva al massimo e più si avvicina ai 4 gradi e più la sua capacità di impregnazione aumenta. Faremo un video parlando di questo. Allora, in questo caso ci sono delle qualità che fanno parte anche della sfera di Giove, non solo, però Giove è un grande armonizzatore, è un amplificatore di tutte le forze in gioco, in questo caso aiuta appunto ad amplificare. Questo è un simbolo molto fondamentale, chi conosce la Cabala capirà subito quanto è importante. Il solito disimpregnatore per rendere il circuito sempre, scusate il quadrante, ma questo qua è già un circuito, sempre operativo, che appunto non si carichi di energie negative, ma che resti sempre pulito per gli scopi. Abbiamo qui perseveranza, volontà, coraggio, chiarezza mentale, empatia, eccetera, eccetera. Sono tutte qualità che è bene sviluppare in noi, soprattutto in un lavoro di correzione. Dunque possiamo tranquillamente mettere una bottiglietta d'acqua lì la sera prima di andare a dormire, la mattina berla, o comunque nell'arco della giornata, berla e acquisire in noi queste facoltà. E con la ripetizione appunto le facciamo sempre più nostre. Ricordiamoci una cosa, se mettiamo una bottiglia rimuoviamo le etichette della bottiglia, così che non si entri in conflitto. Infine qui è l'ultimo e questo invece riguarda sempre lo stesso concetto di prima, già il simbolino ci indica che questo si concentra maggiormente su qualità che possono giovare nei rapporti di coppia o interpersonali. Infatti abbiamo forza, energia, amore, intuizione, coscienza, altruismo, eccetera. Il concetto è uguale a quello al quadrante precedente, sempre un testimone
ma andrà bene anche una fotografia, la mettiamo e lasciamo andare. Cioè noi, l'acqua diciamo che è un modo per programmarsi internamente, ma lo stesso un nostro testimone verrà caricato sul piano eterico e poi sul corpo fisico per caduta. Va bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, andate e scaricate e soprattutto praticate perché non dimentichiamoci che l'esercizio ripaga sempre, più pratica facciamo e più diventiamo proprio bravi nell'individuare cosa il pendolino ci vuole dire e ad essere sempre più sicuri non solo delle nostre misurazioni e valutazioni, ma anche delle risposte che il pendolino ci dà. E questa è una cosa raggiungibile appunto sempre solo con la pratica. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e ci incontriamo prossimamente. Vi auguro una buonissima giornata. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegard.